Ti avranno detto che stress e ansia provocano cervicalgia cronica, magari anche mal di schiena, magari anche mal di testa. Ma voglio dirti di più, ci sono 4 stati emotivi in particolare che, se repressi, se vengono somatizzati all'interno del corpo, provocano cervicalgia cronica. Questi non sono semplicemente dati che mi sono inventato, li ho provati questi 4 stati per molto tempo all'interno di me, soffrendone in prima persona di cervicalgia cronica per più di 5 anni e in tutti i pazienti che ho seguito e che sono ritornati poi a stare bene attraverso un approccio mente-corpo. Quindi cosa succede quando soffri di cervicalgia cronica? Questi 4 stati che andiamo a vedere adesso uno alla volta, te li voglio innanzitutto anticipare, negare, evitare, reprimere emozioni scomode, vivere sotto pressione, troppo sotto pressione, paura del conflitto, giudizio e rifiuto, stallo, conflitti interiori. Adesso andremo ad ognuno di questi, ma tu avrai capito che probabilmente questi qua li hai tutti. Se soffri di cervicalgia cronica da molto tempo, li hai tutti. Molte persone mi dicono: Alessio, da dove arriva la cervicalgia? È una questione solo di corpo, è una questione solo di mente? Capiamo che in realtà sono tutti e due. Non possiamo dividere mente e corpo. Sappiamo che dopo un certo periodo, dopo i 3 mesi in su, idealmente, normalmente, non c'è nulla che non va nel tuo corpo, perché anche l'osso più grande del nostro corpo, il femore, se è rotto, si riprende e si rimodella e si ricrea quella parte rotta, no? In meno di 3 mesi. Quindi i dolori cronici, quando dico cronico, è perché sono dai 3 mesi in su, ma non perché te li devi tenere tutta la vita. Quindi ascoltami bene fino alla fine, perché se capisci questo, hai capito il 50% di quello che c'è da fare. Il primo è capirlo, ovviamente metterlo in atto è il secondo step. Ora andiamo sul primo punto, il primo stato emotivo, quella delle emozioni represse scomode. Qui ci riprendiamo a uno dei lavori del dottor Sarno. Se mi segui nel mio canale, ne ho parlato molto del dottor Sarno, uno dei primi fisiatri a capire che nei dolori cronici c'era una connessione emotiva, e se andiamo a risolvere quella problematica emotiva andiamo a risolvere il dolore. E questo, quando sono venuto a sapere, ero incredibilmente scettico, perché sono nato da fisioterapista, sono diventato fisioterapista, e quindi il mio concetto di dolore è una questione era principalmente fisica, e della maggior parte delle persone che sono in un ambito medico sono in quella rotta. Tutto è questione fisica, dobbiamo capire dov'è la tua rettilinizzazione, se la forma non è ok, se invece ci sono delle problematiche di artrosi, di ernia. Invece sappiamo che nella maggior parte delle volte i pazienti che stanno in questa situazione qui di cronicità hanno una problematica psicologica e sociale molto preponderante, quindi andando poi a risolvere quello, tutto si risolve. Quindi questa prima parte di negare, evitare le prime emozioni scomode, io l'ho sperimentata e la sperimento ancora su di me. Cosa vuol dire? Che ci sono delle emozioni che cerchiamo di non sentirle perché sono scomode. La rabbia, la tristezza, il dolore stesso. Qui parliamo di dolore non solo fisico, ma di dolore emotivo. Quando succedono delle cose nella nostra vita, non cerchiamo di arrabbiarci, non cerchiamo di rimanere tristi, perché far vedere queste emozioni vuol dire che è sintomo di debolezza, no? Soprattutto per noi maschi, è sintomo di debolezza farci vedere tristi o parlare di quello che non va, no? E questo però ci porta a somatizzare, tra virgolette, somatizzare tutta una serie di dolori. E io l'ho notato molto nella mia cervicale quando avevo capito che era una persona che reprimeva molto. Dall'esterno siamo persone molto calme, siamo persone composte,
ma in realtà all'interno c'è proprio un fuoco e questa ribellione della nostra mente va a finire nel nostro corpo. 2. Vivere sotto troppa pressione. Quando ho iniziato a sentire questi dolori alla cervicalgia, tutto era iniziato da un piccolo infortunio in palestra, però dopo avevo notato che nella mia vita c'era molta pressione. Obblighi, impegni a lavoro, è un lavoro che non ti piace, il capo che ti dà continuamente qualcosa da fare in più e tu ancora non riesci, diciamo, a finire i lavori che ti erano stati dati settimane fa. Incredibilmente questa pressione va a sommarsi a un tuo carattere, un mio carattere, che andava già a reprimere. Quindi ero molto arrabbiato all'interno di me, non lo sapevo. Molte persone mi dicevano, tu stai tanto calmo, come fai a essere così calmo? Non ti arrabbi mai. In realtà è semplicemente che non lo facevo vedere, non perché non mi arrabbio mai, non perché tutto non mi tocca. E questo probabilmente lo noti anche tu. E il lavoro sicuramente è una delle questioni per chi soffre di dolori cronici persistenti da andare a vedere. Può essere che non ti piace il tuo lavoro, può essere che ti piace il tuo lavoro e lo usi invece come una questione, una sorta di coperta per queste emozioni. Quindi molte persone noto che se piace quel lavoro che fanno, iniziano a lavorare molto per coprire tutta una serie di scomodità all'interno di noi, magari in famiglia, magari aspetti che non ci piacciono di noi, e cerchiamo di colmarli col lavoro. Questo se il lavoro ti piace. Se il lavoro non ti piace è ancora peggio, perché avrai ancora più rabbia, ancora più tristezza. Ovviamente questo lo sto applicando al lavoro, ma può essere per qualsiasi cosa nel ramo sociale o di lavoro. Quindi obblighi, impegni, dimmi se poi ti ritrovi in tutto ciò. Magari mi scrivi nei commenti. Paura, terzo stato emotivo, che sono radici che ho scritto, radici. Quindi quando parliamo è tutta una questione di ansia, è tutta una questione di somatizzazione, no? Dobbiamo andare ancora più nel profondo per capirlo, se è una questione di ansia, perché l'ansia è semplicemente un sintomo, come il dolore. Quindi non è tutto da ridicolizzare e da semplificare vabbè, è un po' di ansia, vada a casa, perché probabilmente è quello che ti è stato detto da diversi professionisti. Se è una questione di ansia ti devi tranquillizzare, vatti a fare una vacanza, ma tu non sai i meccanismi all'interno che stanno girando, il perché succedono certe cose. E questa è una terapia, perché portando su alla consapevolezza questi stati, essendo ok, io sono arrabbiato, ok, io sono triste, va bene così, connettilo al dolore stesso, e questa terapia della consapevolezza, ho scritto un libro, Il potere della consapevolezza, magari vai nel link in descrizione e troverai il link su Amazon che ti consiglio di leggerlo, perché praticamente ti va a dire qual è il lavoro che faccio con i miei pazienti, è quello che ho fatto io per me. Quindi queste non sono semplicemente dei sintomi, sono delle radici. Questa rabbia sono radici, tristezza è radice, ma quando viene repressa, scomoda per il nostro corpo, per la nostra mente, allora va da qualche parte a essere somatizzata, perché non può semplicemente svanire così. Andiamo sulla terza, paura del conflitto, giudizio e rifiuto. Questo me lo rivedo molto quando non andavo a rispondere magari al mio capo dicendo guarda che tutto questo lavoro a me non va bene, oppure avevo paura di essere criticato, avevo paura di mancare delle aspettative. Quindi ovviamente cosa fai? Compiaci agli altri, compiaci alle persone che stanno di fronte a te, al tuo capo, alle tue relazioni in generale, al tuo partner, dicendo sì, ma va tutto bene, perché non vuoi creare conflitto. Questo conflitto ovviamente crea un conflitto interno di ancora repressione di emozioni. Ovviamente la tua autostima va giù perché non sei autentico,
perché non pensi che sei all'altezza della situazione. Molte volte, infatti, persone che seguo, la totalità delle persone che seguo con cervicalgia cronica ha almeno uno di questi stati emotivi, e sono tutte persone molto, molto gentili, molto, molto per bene. Sono tutte persone molto composte, la maggior parte. Quindi questo, fai caso se questo sta girando all'interno di te. Piccola interruzione prima di continuare con questo video: più del 60% che vede i miei contenuti, il mio canale YouTube, non è iscritto o iscritta al canale. L'unica cosa che ti sto chiedendo in questo momento è di iscriverti se non l'hai già fatto. Questo mi aiuta immensamente, più di quello che pensi, per la produzione futura di nuovi podcast, di nuovi video sempre più dettagliati, sempre con più qualità. Quindi se ti sto aiutando in qualche modo a risolvere o a capire di più della tua situazione, che sia sintomo di cervicalgia, mal di schiena o altre problematiche, iscriviti a questo canale, diffondi questo canale con persone che potrebbero prenderne a beneficio, e in questo momento così mi aiuti a continuare il lavoro che faccio. Per me è molto molto importante. L'unica cosa è cliccare su questo piccolo bottone qui in basso, iscriviti, e ci vediamo nei futuri video con maggiore qualità, sempre di più, te lo garantisco. Questo è il mio piccolo aiuto che ti chiedo, piccola richiesta per le prossime puntate. A presto, ci vediamo nel video. È l'ultimo, lo stallo, l'ultimo stato emotivo, che ti senti in stallo e in conflitto interiore, c'è praticamente delle decisioni difficili da prendere. Pensala al cambiare lavoro, al cambiare relazione, e non riesci a prendere una decisione. Ma anche solo magari farti seguire da un terapista, non pensi che sia giusto, o non pensi che tu te lo meriti, o non pensi che puoi sostenere quel tempo davanti a magari un terapista, o magari pensi di non averne bisogno perché dici posso fare tutto da solo. Ecco che lì andiamo sul vivere troppo sotto pressione. Puoi fare tutto da solo, non chiedi aiuto. Ora, tutti questi stati sembrano banali, ma portano a una parte del sistema nervoso ad attivarsi, che è la parte simpatica. È la parte simpatica del sistema nervoso centrale, è quella che dice al cervello: qui c'è una situazione da evadere, c'è qualcosa che dobbiamo fare, e ci sono due soluzioni che il sistema nervoso dà inconsciamente: lo stallo, quindi lo stato di freeze, o lo stato di evasione, quella quindi di evadere da quella situazione. Quindi battito cardiaco accelerato, potresti soffrire quindi di eh, battiti accelerati, o comunque che arrivano così dal nulla, di attacchi di panico, magari pressione allo stato delle scapole o delle spalle. Tutti questi stati arrivano da un conflitto interiore, interno. Il primo conflitto interiore è capire che tu sei una persona, tu hai un cuore, sei fatto di emotività, energia. Questa energia deve essere trasmutata, altrimenti rimane stagnante. Questo anche nelle medicine tradizionali, penso alla medicina cinese, dove sappiamo che ci sono degli stati energetici, delle vie energetiche che, se vengono bloccate, perdiamo il nostro stato di equilibrio psicofisico. Ecco quello che succede proprio nei dolori persistenti cronici, in particolare dalla cervicalgia. Capire questo è essenziale. Una volta che hai capito questo, sai che il secondo step è mettere in pratica l'opposto, quindi non reprimere, capire la connessione, amarti di più, con più autostima, perché tu in realtà non sei rotto, non sei una persona che non può raggiungere i tuoi obiettivi, ma i suoi obiettivi non è che non puoi guarire, devi cambiare dall'interno, qualcosa deve cambiare. Ecco che ci sono proprio degli step che, grazie al dottor Sarno, ho ideato, e il secondo e il terzo step sono quelli quindi di riprendere consapevolezza del proprio corpo, delle proprie emozioni, e iniziare a muoversi, perché iniziare a muoversi col movimento ti porta a una cascata di
ormoni positivi, quindi queste contrazioni che senti al collo sono semplicemente energia stagnante che dobbiamo liberare, lo possiamo liberare attraverso l'emozione, attraverso la voce, attraverso il movimento. Ci sono differenti modalità, attraverso il respiro, ma al di là delle tecniche, che non voglio parlarti adesso, questo è il primo step. Fammi sapere nei commenti quali di questi stati interiori tu stai andando incontro. Ho ideato adesso, da pochissimo tempo, un mini percorso per persone che soffrono di questi stati, in particolare di cervicalgia, che ovviamente può sfociare anche in mal di testa o mal di schiena e ansia. Ho ideato un percorso di meno di una settimana dove io e te, una persona alla volta, ci mettiamo e guardiamo il tuo stato, guardiamo come stai reagendo a questi sintomi. Uno, se sono di natura mente-corpo o sono di natura principalmente fisica. Ovviamente c'è una particolare percentuale, una piccola percentuale di persone che ha effettivamente delle problematiche fisiche, ma è una piccola percentuale. E facciamo gli esercizi e il lavoro in questi 5 giorni, io e te, per raggiungere un risultato minimo che ti dia fiducia su quello che dovrai fare dopo, che potrai farlo in modo autonomo, senza di me, ma i primi 5 giorni li possiamo fare assieme. Guarda il link in descrizione perché ti puoi candidare, prendo una persona alla volta e non devi fare un percorso di 12 settimane, 8 settimane. Puoi fare un 5 giorni, capire in questi 5 giorni qual è la differenza che senti da prima di queste informazioni a dopo queste informazioni e esercizi e fare le tue valutazioni. Quindi sono molto curioso di sapere se anche tu ti ritrovi in questo. Se soffri di cervicalgia cronica, scrivimi nei commenti qui sotto e li leggo tutti e rispondo a tutti. Per adesso è tutto, ci vediamo al prossimo video. Alla prossima!